Buongiorno care telespettatrici, buongiorno cari telespettatori, bentrovate e bentrovati alla consueta puntata domenicale con lo sguardo dell'anima. Una puntata che oggi va in onda il 2 maggio, appunto oggi domenica, il giorno dopo, al 1° maggio, la festa del lavoro e dei lavoratori. Una festa che in Friuli Venezia Giulia significa molto, specialmente in virtù delle vicissitudini che la pandemia ci ha consegnato allo storico negli ultimi tempi. Se pensiamo che il comparto sciistico, in particolare la stagione montana, praticamente non è mai partita, considerando restrizioni che si sono protratte poi fino alla Pasqua inoltrata. E dire che il comparto sciistico non è partito significa anche ricordare che la ristorazione, la ricettività delle aree montane soffre tuttora le conseguenze di questo blocco. E come soffrono i comparti, soffrono le persone che in questi comparti lavorano e le rispettive famiglie. Possiamo dire quindi che la montagna, intendendola in senso lato, anche non soltanto la Carnia e il Tarvisiano, ma anche le valli del Torre e del Natisone, aspettano con ansia la stagione estiva per poter ripartire con una speranza nuova data da questa nuova stagione, contraddistinta dalle vaccinazioni, dallo stare all'aria aperta, dai distanziamenti. È una stagione che auspicabilmente sarà positiva soprattutto per i vari comparti lavorativi. Dicevamo appunto anche altre vocazioni, altre zone a vocazione turistica risentono di questa crisi. Tra queste anche il comparto balneare, e infatti oggi proprio ci troviamo in un luogo che tra poco sarà svelato, che ha molto a che fare appunto con il mare e le spiagge, un luogo che a sua volta vive in un periodo di punti di domanda, di incertezza su cosa sarà da qui a pochi mesi per la stagione turistica, un luogo in cui lavorano veramente tantissime persone che hanno vissuto questo 1° maggio a loro volta con dei punti di domanda. Accanto a me trovate, come di consueto, nella domenica di Telefriuli sullo sguardo dell'anima, il nostro compagno di avventure, Don Daniele Antonello. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Manna, ma dove sei finita? Sono finita nei panni di Giovanni perché Anna non c'è, anzi la salutiamo. Ciao sì, Anna. Allora, una volta che la porto al mare, niente. Niente da fare. Ma com'è possibile? Secondo me lei sta gufando perché siamo in una giornata grigia, quindi è una giornata che proprio non è che ti invita ad andare al mare, però ci siamo lo stesso. Ecco. Sì, la porteremo quando farà molto caldo, dai, anzi ti invitiamo e ti salutiamo soprattutto. Fammi la domanda. Vai, allora te la faccio invece di Anna. Esatto. Allora, caro Don Daniele, mi schiarisco la voce, sì. Dove mi hai portato quest'oggi? Beh, ormai l'abbiamo già detto, mare, poi soprattutto si vede dietro, ma per saperlo abbiamo invitato qui Monica che ci racconta brevemente proprio dove siamo arrivati e chi ci ospita. Siete arrivati a Lignano Sabbiadoro, benvenuti al Bella Italia Endefa Village. Grazie Monica, tra poco anche ti avremo come ospite, così come anche il caro Don Angelo che abbiamo qui accanto a noi e che è il parroco di Lignano Sabbiadoro. Ciao Don Angelo. Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti a Lignano. Un parroco un po' speciale perché anche tutta la pastorale davvero deve risentire naturalmente di quello che è lo sguardo e il calendario balneare. È chiaro. E come? Diciamo che la parrocchia viene rivoltata come un calzetto durante l'estate perché deve diventare accogliente di una folla, speriamo immensa, di turisti che arrivano qui a Lignano. Ne parleremo tra poco anche con te. Allora, per capire un pochino di più il tema di quest'oggi, in questa giornata che in realtà ormai è passata, però la dedichiamo proprio anche a San Giuseppe Lavoratore, abbiamo la clip del nostro Giovanni Lesa. Il 1° maggio nel mondo si è celebrata la festa dei lavoratori. Nata negli Stati Uniti nel 1887 in seguito alla sanguinosa repressione di uno sciopero a Chicago, la ricorrenza fu poi estesa a tutto il mondo. Anche la Chiesa Cattolica abbracciò i diritti dei lavoratori, istituendo per giunta il 1° maggio la festa di San Giuseppe Lavoratore. Assieme alla sanità, il mondo del lavoro ha subito i peggiori contraccolpi della pandemia. Secondo l'Istat, a febbraio 2021 gli occupati in Italia erano poco più di 22 milioni, 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. Il tasso di disoccupazione a febbraio era fissato al 10,2%, ma il valore drammatico è ancora una volta tra i più giovani. Il 31,6%,
circa 1 su 3 della forza lavoro sotto i 25 anni, non ha alcun impiego. Il blocco dei licenziamenti è stato prorogato al 30 giugno 2021. Dopo tale data resta l'incognita. Se guardiamo alla nostra regione, tuttavia, il 2020 ha registrato un inatteso aumento di nuovi rapporti di lavoro. Nell'anno della pandemia hanno trovato un impiego 2100 persone in più rispetto al 2019, unica regione italiana a registrare un aumento. Il trend però evidenzia anche forti squilibri tra i vari comparti. Il turismo regionale, che da solo occupa il 12% del PIL del Friuli Venezia Giulia, è in ginocchio. Alberghi, ristoranti, attività sciistiche hanno risentito pesantemente delle restrizioni protrattesi fino oltre la Pasqua. Dai mari ai monti c'è speranza, tuttavia, per la prossima apertura della stagione estiva. Inoltre, il comparto digitale va a gonfie vele. Un segno di speranza ulteriore è dato dalle nuove modalità di fare impresa, anche nel nostro Friuli. Molti lavoratori, usufruendo dello smart working, stanno ripopolando territori che fino a poco fa erano vittima di abbandono, portandovi nuova economia. La creatività di molte imprese, poi, ha permesso ad aziende di tutto il territorio di reinventarsi, usufruendo delle nuove esigenze produttive date dalla pandemia. Secondo me a spanne la cara Anna un po' di invidia ce l'ha, perché questi sono panorami mozzafiato, soprattutto ancora prima di cominciare la stagione balneare. E con noi quest'oggi abbiamo Enrico Guerin, che è presidente della Confcommercio Lignano, oltre che albergatore. Ciao Enrico. Ciao Daniele, grazie per l'invito. Allora, parliamo di lavoro, naturalmente questa stagione balneare che ancora non è cominciata, ma diamo qualche numero pensando a Lignano. Quante persone sono occupate proprio in una normale stagione lavorativa? Allora, in una normale stagione lavorativa pre-Covid, gli addetti impiegati nei vari settori del turismo lignanese sono oltre 16.000, quindi pensando a tutto quello che è il comparto ristorazione, pubblici servizi, alberghi, nautica, commercio, eccetera, eccetera. E più c'è anche sono quelli impiegati in maniera indiretta, quelli che portano i loro servizi a Lignano, quindi possiamo pensare agli artigiani piuttosto che alle aziende di servizi che prestano le loro opere alle attività sul territorio, quindi un numero molto molto grande di addetti collegati a quello che è il turismo lignanese. E quanta gente invece può ospitare Lignano? Cioè abitualmente i residenti credo siano circa 5.000. A quanto ammonta poi complessivamente il numero di persone che vengono qui a Lignano d'estate? Allora, come residenti siamo quasi 7.000 in realtà, e il numero di turisti che abbiamo durante l'estate, diventiamo la maggior città della regione, la città con la più grande capacità. Abbiamo oltre 16.000 posti letto solo negli alberghi, poi abbiamo i campeggi, i villaggi turistici, le case vacanze. Siamo sicuramente oltre i 150.000 posti letto a disposizione del turismo. Quindi davvero una città che si trasforma radicalmente. Ma pensando a questa imminente stagione balneare, tutte le località turistiche naturalmente stanno attendendo quelle che sono le nuove regole dettate dal governo, regole sollecitate anche da quello che è stato il recente vertice con il Ministero del Turismo, cui ha partecipato tra l'altro anche il sindaco di Lignano. Ecco, che cosa vi aspettate per avviare al meglio la stagione 2021? Allora, mi sono confrontato proprio ieri con il nostro sindaco Fanotto e mi ha relazionato su quello che è stato l'incontro col ministro Garavaglia. Per quanto riguarda i protocolli che dovranno essere utilizzati nelle strutture ricettive, sono rimasti i medesimi dello scorso anno, così vale anche per quanto riguarda le spiagge che riapriranno il 15 di maggio, quindi è imminente anche la riapertura al pubblico del servizio in spiaggia. Per tutto il resto delle disposizioni, in questo momento abbiamo il coprifuoco che è decisamente penalizzante per quelle che sono le nostre attività, ma soprattutto per quella che è la voglia e il pensiero di venire in vacanza, quindi limita molto la libertà personale. Quindi abbiamo il coprifuoco fino alle 22 che speriamo venga ritrattato a breve, ma soprattutto abbiamo una difficoltà in questo momento nello spostamento, soprattutto tra le nazioni. Sembra che nella metà del mese di maggio possa cambiare qualcosa con i nostri vicini dell'Austria, che avranno la possibilità di entrare in Italia e di rientrare a casa con molta più elasticità.
Un'ultima domanda, questa campagna vaccinale che sta accelerando pian pianino in queste ultime settimane, ecco, rispetto all'anno scorso è sicuramente una delle speranze in più verso una nuova normalità. E allora, a proposito di speranza, quali sono quei segni che intravedi per il comparto balneare della nostra regione, segni di speranza? Guarda Daniele, il conforto ce l'abbiamo quotidianamente dalle telefonate e dalle mail che riceviamo dai nostri clienti che non vedono l'ora di tornare nella loro Lignano. Aspettano solo di avere la possibilità di muoversi nel rispetto delle regole, è chiaro, ma di muoversi per poter raggiungere Lignano e di venire a passare le loro solite splendide vacanze nella nostra località. E questo è veramente il conforto che abbiamo, quello dei nostri clienti, dei nostri amici. Beh, buon lavoro anche a te e ovviamente a tutti coloro che lavorano in questo ambito, perché immagino che sia un tempo sicuramente molto frizzante, e quindi grazie per essere stato con noi. A questo punto abbiamo il nostro Giovanni Lesa che però si trova dentro, credo, la pineta della Bella Italia. Dove sei, Giovanni? Sì, proprio così, Don Daniele, mi trovo all'interno della pineta di Lignano Pineta, in un luogo che abbiamo scelto non a caso per la puntata di oggi, la puntata che ha al suo centro proprio il tema del lavoro, andando in onda all'indomani del 1° maggio. Siamo appunto nel villaggio Bella Italia EFA di Lignano Pineta e siamo in compagnia di una persona che abbiamo già conosciuto all'inizio di questa puntata, Monica Boggiato, a cui ridiamo il benvenuto. E Monica, subito una domanda per te, che sei occupata qui, sei impiegata qui al villaggio Bella Italia di Lignano, che è il più grande, possiamo dire, dell'intero comprensorio adriatico. A quante persone dà lavoro il villaggio durante la piena stagione? Durante la stagione piena il villaggio necessita di circa 150-170 persone per essere condotto. 50 persone circa sono in gestione diretta, gli altri lavoratori, attraverso un processo moderno di terzializzazione, provengono da società, ciascuna nel suo specifico interessata a ricoprire i vari ruoli all'interno del villaggio. Ecco, quindi un numero considerevole di persone che qui prestano il loro lavoro, la propria opera, di conseguenza un numero considerevole di famiglie che beneficiano anche del lavoro che qui si può creare. Ecco, con questo pensiero ci lasciamo temporaneamente, lasciando spazio a uno stacchetto pubblicitario. Ci ritroveremo sempre qui allo Sguardo dell'Anima dopo lo spot. Bentornate e bentornati cari telespettatori, care telespettatrici di Telefriuli, qui allo Sguardo dell'Anima. Dico qui perché ci troviamo in un luogo interessante oggi. Siamo a Lignano, al villaggio Bella Italia EFA, immersi in una pineta, e siamo a parlare di un tema che abbiamo celebrato ieri, il 1° maggio, il tema del lavoro. Sono in compagnia di una persona che abbiamo già conosciuto prima della pubblicità, Monica Boggiato, che è una delle dipendenti di questo villaggio. Ecco Monica, approfondiamo un po' anche la proposta di questo villaggio, perché qui si lavora molto con gruppi sportivi, parrocchiali e non solo, mi viene da dire. Ecco, in che modo vi state preparando per l'imminente stagione estiva? Sempre con un'osservazione attenta delle esigenze degli ospiti che arrivano, quindi per quello che riguarda gli ospiti di provenienza sportiva, le innovazioni sono una beach arena e l'implementazione di alcune aree dei campi di calcio. Questo progetto fa seguito a quello cominciato le scorse stagioni estive di rinnovo dei campi del volley e del basket. Per quanto riguarda l'ospitalità dei gruppi religiosi, mantenendo un'ampia disponibilità all'accoglienza, riservando loro spazi sia all'esterno sia all'interno, dove sale e aree permettono di fare, oltre a delle celebrazioni, a degli incontri, anche delle parti di socializzazione. Non solo sport, non solo gruppi religiosi, ma Bella Italia Endefa Village offre ospitalità anche a associazioni di gruppi fragili, di diversamente abili e alle loro famiglie. Per tutti Bella Italia accoglie il bonus vacanza,
e offre un'ospitalità attenta ai criteri di distanziamento, di igienizzazione, di sanificazione previsti dalle normative che il Covid ha imposto. Ecco Monica, visto che ti vedo molto preparata, ti faccio una domanda difficile, perché quello che possiamo dire il fil rouge, insomma, del lavoro nel comparto turistico è una parola che tu hai usato, che è la parola accoglienza. È anche una parola molto cristiana, mi viene da dire. E allora ti chiedo, che cosa significa fare dell'accoglienza il proprio lavoro? Significa avere uno sguardo nei confronti di chi arriva di apertura. Significa far sentire che l'ospite è aspettato, è atteso. In genere quando qualcuno si sente atteso, si sente a casa, e questo è quello che cerchiamo di offrire qui. Grazie Monica allora per essere stata con noi e per averci offerto anche una panoramica sia dei servizi ma anche delle tipologie di accoglienza che un villaggio come questo offre. Dico un villaggio come questo intendendo Lignano, ma anche l'analogo villaggio che Bella Italia EFA gestisce a Piani di Luzza in comune di Forni a Voltri in Carnia. Ecco, siamo in un contesto turistico, però parlando di lavoro non possiamo dimenticare tutti gli altri comparti, gli altri ambiti produttivi, in particolare della nostra regione. Degli ambiti a loro volta colpiti dalle conseguenze anche economiche della pandemia che sta perdurando anche in questi mesi, ma ambiti nei quali si intravedono anche numerosi segni di speranza. Ci piace pensare ad esempio alla crescita esponenziale che sta avendo tutto il mondo digitale, che anche nella nostra regione sta offrendo numerosi posti di lavoro, così come la possibilità dello smart working, quindi il lavoro a distanza grazie alle nuove tecnologie, permette di abitare nuovi territori portando anche economia oltre che lavoro in questi territori. Non ultimo, infine, un'attenzione sull'accorciamento delle filiere produttive che porta un beneficio soprattutto ai piccoli lavoratori locali. Abbiamo parlato di lavoratori, ma la questione va estesa, i benefici vanno estesi anche alle loro famiglie. Ma allora ecco, offriamo una panoramica a voi telespettatori e telespettatrici anche di quelle che sono dei segnali di speranza che il nostro territorio friulano offre, in particolare alcune aziende che anche in questo tempo di difficoltà hanno scelto di investire e di aprire nuove posizioni lavorative. A trainare il mondo dell'occupazione in regione è il settore digitale, reso indispensabile dalle conseguenze della pandemia. La ASEM di Artegna, per esempio, è tra le realtà che più stanno crescendo in questo periodo. Specializzata nella produzione di computer e macchinari tecnologici industriali, nell'aprile dell'anno scorso è stata acquistata dall'americana Rockwell Automation. L'azienda ha annunciato che investirà 4 milioni di euro per aumentare il proprio personale del 20% nei prossimi anni, un investimento che si traduce in 130 assunzioni in più. Restando nel settore digitale, anche la Refrion di Talmassons, specializzata in apparecchiature per il salvataggio di dati informatici, ha in programma l'ampliamento del proprio stabilimento in Friuli e l'espansione delle vendite sul mercato internazionale. Nelle sedi di Villa Santina e Talmassons sono oltre 100 i dipendenti, di cui 5 assunti di recente. Un percorso simile è quello fatto da BNTech, azienda udinese attiva da 20 anni nell'ambito della transizione digitale e dell'industria 4.0, che soltanto nel 2019 ha assunto 50 nuovi collaboratori. Anche in montagna il settore tecnologico mostra tutte le sue potenzialità. Al Carnia Industrial Park di Amaro, infatti, è in sviluppo l'ampliamento della Advan SRL, l'azienda che progetterà e realizzerà nuovi sistemi per l'impiantologia digitale e per l'odontoiatria. Ma non c'è solo il digitale. Crescono le opportunità nel settore navale, con il traino delle Monfalconesi Fincantieri e Monte Carlo Yacht. Le due aziende offrono, nell'immediato, ben 58 nuovi posti di lavoro. La riconversione industriale, invece, ha permesso di salvare numerosi posti di lavoro di aziende in difficoltà. Emblematica è la bella storia dell'ex Safilo di Martignacco, ora divenuta iVision, che dagli occhiali si è specializzata nella produzione di mascherine. Oltre ad aver salvato decine di posti di lavoro, ora iVision è in cerca di nuovi dipendenti.
Infine, tra le buone pratiche non possiamo non citare la sinergia nata tra il comune di Tarvisio e la Weissenfels di Fusine, dal 2016 acquisita dalla giapponese Kito Chain. Il comune e la regione hanno preso in carico i lavori di ammodernamento dell'impianto di Fusine, per permettere all'azienda di sostenere con meno gravosità nuovi investimenti produttivi che apriranno a 26 nuove assunzioni. Siamo leggermente usciti dal villaggio che ci sta ospitando questa domenica e ritroviamo anche il parroco di Lignano, Don Angelo Fabris. Allora, Don Angelo, cosa ci fa una chiesetta di questo tipo proprio qui nella pineta? Brevissimamente, questa chiesetta è stata salvata dalle acque del tagliamento, perché sorgeva proprio in riva al tagliamento, pochi giorni prima che avvenisse l'alluvione, la grande alluvione del 1966, ed è stata smontata e ricostruita qui, come vedete. D'estate qui è pieno di gente che partecipa alla messa all'esterna, un luogo bellissimo. Evangelizzazione, messe anche in tedesco, c'è tanto per i turisti di qualsiasi lingua e nazione. Cerchiamo di accogliere i turisti che arrivano da tutte le parti, e le liturgie hanno proprio questo sapore dell'accoglienza in molte lingue, ecco perché la gente si sente a casa. Grazie Don Angelo, insieme con te c'è anche il viceparroco Don Michele Frappa, che ritroviamo perché l'abbiamo visto già domenica scorsa in Abbazia Rosazzo. Don Michele, a te invece faccio una domanda che ha a che fare più con la pastorale dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie. Ecco, come si trasforma d'estate invece la pastorale qui a Lignano? Come diceva Don Angelo, siamo pronti ad accogliere tutti. La pastorale è indirizzata all'accoglienza e soprattutto in questo tempo a cercare occasioni per stare insieme, momenti per condividere insieme in piena sicurezza, quindi dalla spiaggia per i ragazzi più grandi, i giovani, all'oratorio per i ragazzi delle medie, i bambini dell'asilo e a Dio piacendo anche l'esperienza in montagna con la casa a Fusine. Quindi c'è davvero tanto e soprattutto molto concentrato durante l'estate. Grazie Don Michele. Io richiamo il nostro caro Giovanni. Eccomi qua. Una Don Daniele. puntatona nella bassa friulana, in mezzo veramente alla natura e soprattutto al mare, qualcosa davvero... Abbiamo fatto tanta montagna e bisognava anche insomma venire a vedere il mare. Assolutamente sì. E tra l'altro una puntata bella proprio dedicata ad una dimensione fondante, fondamentale dell'essere umano, che è proprio quello del lavoro. Anche Papa Francesco recentemente l'ha ricordato, il fatto che il lavoro diventa dignità per qualsiasi tipo di uomo e donna in qualsiasi luogo si trovi, e certamente in questo tempo Covid tante sono state le sofferenze e le fatiche, quindi speriamo di aver dato un segno di speranza anche con ciò che ricomincia anche da qui dalla Lignano, anche insomma estiva. Sì, non è un caso che poi proprio il Papa si sia rifatto alla lettera che ha scritto proprio ripensando alla figura di San Giuseppe, lavoratore. San Giuseppe sposo di Maria, e siamo proprio in un mese che ha a che fare con Maria, il mese di maggio. Infatti tra poco lasceremo la parola all'arcivescovo che proprio oggi, 2 maggio, presiederà la Santa Messa da un luogo particolare, Don Daniele, il santuario della Beata Vergine delle Grazie a Udine, per l'inizio proprio di un mese di maggio che, ricevendo l'invito del Papa, anche il nostro vescovo vuole dedicare in modo speciale alla preghiera, in modo più forte forse degli altri anni. E allora, augurandovi un buon mese di maggio con la protezione di Maria, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona domenica. Buona domenica e buon mese di maggio.